lettera di diffida da parte dell'Impregilo, cosa significa? Beh, normali questioni di contenzioso tra le parti, ci diffidano di andare avanti, a noi interessa l'opera, interessa dare risposte, abbiamo già perso troppo tempo per i ricorsi e controricorsi, oggi è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato, noi facciamo partire l'opera, punto. Poi che i privati si bisticcino tra loro non ci importa esattamente nulla, a noi interessa l'opera per i nostri concittadini e per il nostro sistema produttivo. Anche a noi interessa l'opera, come sarà strutturata, ce la illustra? Come voi ben sapete parte da Conegliano, arriva a Montebello, tutto l'arco della Pedemontana viene coperto, sono 92 chilometri, il costo dell'opera è 2 miliardi 300 milioni di euro, tempi di costruzione 5 anni, gli abitanti dei comuni interessati all'opera possono utilizzarla in maniera gratuita per trasferimenti di 21 chilometri ad est ed ovest, quindi tutte cose che già sapete. Per quanto riguarda gli espropri utilizzeremo lo stesso metodo, gli stessi accordi fatti per il passante e per la terza corsia, quindi con il consenso dei cittadini, degli agricoltori, di coloro i quali saranno interessati purtroppo all'esproprio. Non esiste un'opera analoga in Italia? No, c'è un'altra opera che più o meno è la stessa, è la Pedemontana Lombarda, ma sono indietro di un anno. Noi siamo un po' in concorrenza con la Lombardia, eravamo partiti nel 2002, noi il passante, loro la Brebemi, noi il passante l'abbiamo completato, la Brebemi è andata in CIPE per l'approvazione del progetto definitivo l'altra settimana, noi avevamo la Pedemontana Veneta, loro Lombarda, noi siamo ormai con i cantieri che apriranno alla fine dell'anno e all'inizio del prossimo, loro ancora sono indietro di un anno. È una bella concorrenza che ci dà soddisfazione del lavoro di tutti i giorni che ci anima e perché vogliamo dare ai nostri veneti recuperare il tempo perso di questi anni. Ecco, per avere una dimensione del lavoro dell'intervento colossale, quante gallerie si comincerà dalle gallerie? Quante gallerie ci saranno? Non si comincerà dalle gallerie, sarà il concessionario che per rispettare i tempi, poi hanno anche l'interesse di finire l'opera per cominciare a incassare i biglietti, saranno come dire, rispetto alla loro organizzazione del lavoro, sarà un intervento, cioè i punti d'attacco saranno vari lungo i 92 km, certo considerando che le gallerie, i tempi di costruzione delle gallerie sono circa 2 anni, probabilmente oltre agli altri cantieri inizieranno sicuramente prima sulle gallerie, sono 3 gallerie molto, molto importanti che però risistemano anche tutte quelle che erano le indicazioni delle comunità locali. Lunghe quanto si sa? Siamo su un livello di 20 km sulle gallerie. Tanto? Sì. Grazie. Prego.